Ci sono tutti oggi a Venezia: Andrea Tomaello, commissario della Lega per la città metropolitana, l'assessore Sebastiano Costalonga, il deputato Alex Bazzaro e il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Venezia, Riccardo Brunello. Mancano tutti i consiglieri regionali del partito. Un'assenza che fa rumore se si pensa che soltanto pochi giorni fa i consiglieri regionali erano stati invitati dal partito a devolvere 5.000 euro per finanziare la campagna elettorale delle prossime politiche, quindi dei loro colleghi futuri deputati. Una decisione che avrebbe generato più di qualche mal di pancia, sul quale Salvini oggi è voluto tornare, probabilmente per spegnere gli animi più bollenti. Ognuno darà quello che vuole dare. In un momento di difficoltà economica per milioni di famiglie, io penso che chi prende stipendi da migliaia di euro al mese debba solo ringraziare e lavorare, però non mi occupo di quattrini, noi non abbiamo banche alle spalle, sindacati alle spalle, poteri forti alle spalle. Ognuno di noi dà liberamente il suo contributo. Ci sono sindaci in Veneto che prendono 500 euro al mese di rimborso spese e li danno tutti alla Lega. A proposito di sindaci, il leader della Lega proprio ieri aveva incontrato il segretario provinciale trevigiano Gianangelo Boff, sindaco di Tarzo. I due, confida Boff, avevano avuto un confronto proprio su questo tema, tanto che la linea resa pubblica oggi tra i due è comune. Se io oggi sono sindaco, lo devo anche al fatto che a un certo punto la Lega ha deciso di appoggiare in un piccolo paesino come Tarzo un ragazzo di 32 anni che si accingeva a fare il sindaco. Se hai un'appartenenza politica che ti ha portato anche a determinati risultati, è vero che non puoi toglierti da quella squadra, sei di quel gruppo là e devi cercare di fare tutto quello che è nelle tue possibilità e nelle tue disponibilità, tenendo conto anche della famiglia e tutto il resto, per sostenere quell'idea politica e per sostenere chi ti ha dato una mano. Nega Boff che sia mai partita alcuna richiesta ufficiale da Via Bellerio, che è stata invece confermata da fonti interne ai consigli regionali di Veneto e Lombardia.